È difficile pensare a un'operazione di marketing di maggior successo di quella che negli ultimi 30 anni ha come incatenato la Sardegna, nell'immaginario collettivo di milioni di italiani, alla bellezza delle sue coste. Il nord-est dell'isola, la Costa Smeralda, il glamour che Portocervo e Portorotondo hanno nel loro DNA sono stati addirittura consacrati a tempio delle vacanze di chi può e di chi vorrebbe magari, ma si deve accontentare di guardare da lontano. Eppure, agli occhi di un sardo, poche cose sono più lontane dalla sua percezione della sua terra delle dorate spiagge galluresi. La Sardegna è un'altra cosa, direbbe. La Sardegna è dentro eppure diversa dal resto d'Europa, per la sua natura, per la sua storia, per il modo di essere della sua gente. Il primo ad accorgersene durante un turbolento viaggio in treno del 1920 fu curiosamente un inglese, il David Herbert Lawrence dell'amante di Lady Chatterley. Eppure, scegliendo di dare le spalle alla costa, anche oggi non è poi così difficile scoprire una terra non solo bella ma unica e immergersi via via in una varietà di paesaggi che davvero, come ci racconta stasera Alessio Arocchi, fa pensare a Sardegna non solo come a una grande isola, ma quasi a un continente. La Sardegna che non assomiglia ad alcun luogo, la Sardegna che non ha storia, né età, né razza, nulla da offrire. Vada per la Sardegna. Dicono che né romani, né fenici, né greci, né arabi conquistarono mai la Sardegna. Essa sta fuori dal cerchio della civiltà. David Herbert Lawrence racconta così, all'inizio degli anni '20, la sua Sardegna. Una terra ambigua e misteriosa, un mondo fuori dal tempo, immobile nella sua primordialità. Ed è curioso che a fare questa scoperta sia stato per primo un intellettuale inglese e che per oltre 80 anni pochi italiani se ne siano accorti. Uno straordinario fenomeno mediatico ha esaltato nell'ultimo ventennio solo le coste dell'isola. È anche per questo che se si chiede a un continentale, come i sardi chiamano gli altri italiani, com'è la Sardegna, le prime, uniche immagini che gli vengono in mente sono quasi solo queste. Un cortocircuito mentale collettivo identifica la Sardegna con le immagini di un Eden a misura di turista, mare azzurrissimo, luoghi intatti ed esotici, architetture da rivista patinata e enclave esclusive. Una favola di cui la celeberrima Costa Smeralda è la parte per il tutto, il mito che dai tempi dell'Aga Khan si nutre di VIP e yacht, lusso e mondanità, feste e discoteche. Ma se chiediamo a un sardo che cos'è la Sardegna, la Costa Smeralda è l'ultimo posto che gli viene in mente. La Sardegna non è quella, dirà, è altro. Per trovare quest'altro basta non fermarsi sulle porte dell'isola, ma avere il coraggio di entrarci dentro, per scoprire le tante isole che la compongono, le tante realtà diverse che la rendono così complessa da farne, più che una regione, quasi un continente. Noi sardi, quando ci chiedono com'è la Sardegna, diciamo sempre la Sardegna è diversa. E poi noi in effetti la sentiamo diversa in due modi. Il primo è che la sentiamo diversa dal resto del mondo, vicino o lontano che sia. Insomma, per noi Civitavecchia o Roma sono diverse quanto New York. E il secondo è questa diversità invece che forse il visitatore apprezza meno, cioè meno capisce immediatamente, fra le diverse Sardegne, per cui ognuno di noi ha come sua propria appartenenza, oltre all'appartenenza alla Sardegna, non tanto alla città o al paese dove abita, quanto alla regione, la Gallura, la Barbagia, il Campinano, l'Ogliastra, la Planargia, ecco, cioè hanno un paesaggio diverso, hanno una storia di avvenimenti, di conquiste, di passaggio di dominatori diversi e hanno addirittura
le lingue diverse. La Sardegna, dunque, dicono i sardi, è diversa. E allora la Costa Smeralda è un paradiso per certi versi artificiale, troppo assimilato al gusto italiano, se non addirittura internazionale, per appartenere più soltanto all'isola. La vera Sardegna è il luogo in cui tutti parlano uno dei tanti dialetti che derivano da quella che orgogliosamente viene chiamata la lingua sarda. Procura de moderare, barone sa tirannia, tisino provvida mia, torra vesa pe in terra, torra vesa pe in terra. L'altra Sardegna è l'Alghero catalano, la Cagliari aragonese, il Campidano degli agricoltori, la Barbagia dei pastori, il Sulcis delle miniere, le montagne del Gennargentu, il deserto di Piscinas. Paesaggi, storie e tradizioni spesso contrastanti, talvolta contraddittori. I tanti volti di quella che per i sardi è la vera realtà. Mirate che sta accendendo, contrade o il suo fuoco, mirate che non è gioco, chissà cosa andate veras, chissà cosa andate veras. Comunque ci si arrivi, in nave o in aereo, in Sardegna si arriva dal mare, visto che la Sardegna è per grandezza la seconda isola italiana e di tutte la più lontana. Ma per raccontarla bisogna partire proprio da qui, dal mare. I quasi 2000 km di coste rappresentano oltre un quinto di tutte le coste italiane, ma del loro meraviglioso mare i sardi per secoli non hanno mai apprezzato la bellezza, ne hanno sempre e solo avuto paura. Dal mare sono arrivati sempre e solo guai, non ultimi, dice qualcuno, i turisti. Dal mare sono venuti i dominatori, prima i cartaginesi e i romani, poi gli arabi, i pisani, i genovesi, gli spagnoli, i piemontesi. E la sua storia intima non si comprende se non si decifrano le ragioni della paura, che ne ha esasperato il naturale isolamento. Dal mare ci si doveva difendere. Per questo, da millenni, la popolazione si è progressivamente ritirata e concentrata nell'interno. Per questo le uniche città degne di questo nome sono quasi tutte sulla costa, ma a fondarle e a fortificarle sono sempre stati gli invasori. Per questo, pur essendo al centro del Mediterraneo, oggi la Sardegna ha solo due modesti porti commerciali, Cagliari e Porto Torres. Cagliari, la Fenicia Caralis, è la prima isola nell'isola. Prima i romani, poi i pisani e infine gli spagnoli ne hanno fatto l'unico vero luogo di scambio, l'interfaccia della Sardegna con il resto del mondo, ma anche il centro burocratico e amministrativo, il simbolo del potere dei dominatori sul popolo sardo. E perciò un luogo ostile, separato dal resto dell'isola. Il quartiere medievale Casteddu, il castello, ne è la rappresentazione plastica. Nel borgo fortificato che domina la città, fino al 1500 hanno abitato i viceré e i nobili pisani e aragonesi. Al tramonto, prima di chiuderne le porte, si suonavano le trombe per far uscire i sardi degli altri 3 quartieri cagliaritani. E ancora, ai primi del Novecento, i contadini dell'interno si toglievano il cappello in segno di rispetto quando si pronunciava il nome di Casteddu. Oggi, con le altre cittadine lungo il Golfo degli Angeli, Cagliari raccoglie 600.000 abitanti, oltre un terzo di tutta la Sardegna. Il porto assorbe più della metà dei traffici dell'intera isola. È una città moderna e cosmopolita, forse troppo per i gusti dei sardi, che la guardano con malcelata diffidenza. È ancora frequente nel nord della Sardegna sentir chiamare i cagliaritani ironicamente con l'appellativo di maureddini, che vuol dire africani, cioè non veri sardi. La notte del 4 maggio, Cagliari festeggia il ritorno in città della statua del suo santo patrono, Sant'Efisio. È l'ultimo atto di un pellegrinaggio partito 3 giorni prima alla volta di Nora, la cittadina punico-romana, dove la tradizione vuole che il santo, un ex centurione dei tempi di Diocleziano, abbia subito il martirio.
La processione riunisce i costumi tradizionali dell'epoca. Centinaia di uomini e donne arrivano da ogni parte dell'isola per rendere omaggio al santo che nel 1650, secondo la devozione popolare, ha salvato l'intera Sardegna dalla pestilenza. La festa testimonia una partecipazione e un attaccamento particolari alla storia e alle tradizioni popolari. È uno dei tratti caratteristici dei veri sardi. Mostra la loro natura chiusa, orgogliosamente conservatrice e, nonostante secoli di invasioni, restia alle influenze esterne. Un elemento conservativo e di forte adesione alla tradizione. Il più grande archeologo sardo, Giovanni Liliu, aveva coniato l'espressione costante resistenziale sarda, per dire che il popolo sardo manteneva questi valori resistendo alle influenze esterne. Però nella storia contemporanea, diciamo, c'è stato anche un processo inverso, che è quello di una costante integrativa sarda, cioè che è quella forte volontà di superare l'isolamento e anche gli stretti confini dell'isola. Da un lato adesione alle tradizioni, dall'altro aspirazione verso la modernità. Nell'oscillazione tra questi due poli c'è tutta la Sardegna contemporanea. Ancora a Cagliari, a un paio di chilometri dal centro, il nuovo quartier generale di Tiscali. In questi cubi di cemento, a 2 passi dallo stagno di Molentargius, sono state concentrate meno di 2 anni fa tutte le attività del principale internet provider italiano. Tiscali nasce nel 1998 da un'idea talmente vincente da aver portato l'azienda in pochi anni ai vertici del mercato europeo dell'informatica e il suo fondatore, Renato Soru, alla presidenza della regione. Già con la scelta del nome la società si è data un volto preciso. Tiscali è un antichissimo villaggio nuragico nascosto dentro una grotta in una montagna nel cuore della Sardegna. La più antica tradizione dell'isola, quella dei nuraghi, è diventata così il simbolo della più moderna delle attività umane, la comunicazione attraverso la rete internet. Ma la cosa più sorprendente è che la Sardegna è stata da subito la culla dello sviluppo di internet in Italia, come se per saltare a pie pari arretratezza e isolamento si potesse solo puntare sulla comunicazione tecnologica e immateriale. 11 anni fa, il primo quotidiano italiano consultabile online è stato l'Unione Sarda di Nicola Grauso, poi patron sempre a Cagliari di Video Online, il primo vero internet provider italiano, poi acquisito dalla Telecom e divenuto Team.it. Molti di coloro che lavoravano a Video Online sono approdati a Tiscali, che oggi, con circa 900 dipendenti, è una delle aziende più importanti dell'isola, ma che soprattutto ha offerto una prospettiva di sviluppo completamente diversa da quelle tradizionali. La Sardegna, infatti, vive da sempre uno stato di crisi cronica. La disoccupazione sfiora il 20%, circa il doppio di quella italiana, ed arriva quasi al 50% tra i giovani. Colpa del tramonto delle 2 uniche industrie dell'isola, quella mineraria e quella petrolchimica. E certo colpa anche di un turismo che esporta i suoi guadagni e poco ridistribuisce sul territorio, e del mancato decollo di una piccola e media industria agroalimentare. Ma sono in molti a sostenere che la crisi endemica ha un'altra causa. Invece di valorizzare le proprie risorse, la Sardegna ha favorito l'instaurarsi di una mentalità passiva, di una cultura dell'assistenza. 4 sardi su 10 sono dipendenti pubblici e aumenteranno dal momento in cui il numero delle province è raddoppiato, da 4 a 8. E negli ultimi 20 anni la Sardegna ha ricevuto dallo Stato, per abitante, molti più soldi delle altre regioni del meridione, senza riuscire a creare una nuova economia. Il problema oggi è lo stesso di 30, 20 o 10 anni fa, trovare la ricetta per uscire dalla crisi. Prima di tutto bisogna recuperare una fetta di industria. È chiaro che senza eccessi di, come si può dire, di illusione biologica o naturalistica, senza industria non c'è sviluppo. Per quello che riguarda il turismo si tratta di mettere un freno. Il presidente Soru ne ha messo uno perfino che ha destato scandalo, la proibizione di costruire oltre i 2 chilometri
dal mare. Una volta che però si tornasse a una misura, possiamo chiamarla più umana, che possono essere i 500 metri per esempio, il turismo potrebbe funzionare. E poi il terzo è quello dell'agroalimentare. Dami un calocro, a ti l'usiamo una pe, sabate sunike, sabate sunike, sabate sunike. A Serdiana, pochi chilometri a nord di Cagliari, la famiglia Argiolas sulla terra e l'agricoltura ha puntato tutto, trasformando una tradizione di famiglia in una vera attività produttiva. Nel Campidano le vigne ci sono sempre state, ma il vino che si produceva era di scarsa qualità e non veniva nemmeno imbottigliato, era destinato al taglio di altri vini fuori dall'isola. Negli anni '80 i viticoltori sardi furono spinti dalle sovvenzioni comunitarie ad espiantare le vigne. Gli Argiolas, al contrario, investirono per migliorare i vitigni e tornarono alle coltivazioni tradizionali. È chiaro che uno che il vigneto l'ha vissuto e lo vive e la conosce come un pastore i suoi grigi, quasi pianta per pianta, non può estirparlo. Non ci sono soldi che lo pagano. Poi la nascita di un vino diventato celebre in tutto il mondo, il Turriga, ha decretato il successo internazionale di questa cantina ancora a conduzione familiare. Oggi il Turriga è l'etichetta più prestigiosa, ma nei loro 250 ettari di vigneto gli Argiolas producono molte altre varietà di vini tipicamente sardi, come il Vermentino, il Cannonau o il Nuragus. Questa Sardegna amata, der una che il rechina, donati incantato tu, sapesse su biscotto, e già la do occupata, sognende un'isposina, sognende un'isposina, sognende un'isposina. Ogni giorno il fondatore della cantina, il 98enne Antonio Argiolas, viene ancora a controllare la produzione. Eccolo insieme alla nipote Valentina, che già da qualche anno lavora in azienda. Un'immagine che rappresenta da sola continuità e rinnovamento. I nostri politici hanno voluto insegnare un popolo che vive in oraggi che hanno quasi 3.000-4.000 anni a diventare tessitori, a diventare industria, quando per 4.000 anni non l'hanno fatta. I sardi erano abituati a fare la pastorizia, bene, formaggi, la lavorazione della terra e la possibilità di espandersi nel mondo del turismo, dove abbiamo delle ricchezze naturali immense. Non abbiamo industrie, quelle che ci sono è meglio forse che non ci fossero. Questa è la miniera di Porto Flavia, a Masua, frazione sulla costa sud-occidentale a pochi chilometri da Iglesias. Qui è stato scritto un capitolo importante della storia dell'industria mineraria della Sardegna e Roberto Biggio potrebbe parlarci per ore, fra nostalgia, amarezza e speranza, della sua miniera. Roberto ha lavorato qui per 22 anni, dal 1975, quando i minatori erano 500, fino alla chiusura, 8 anni fa. Ha visto la luce spegnersi lentamente sul piombo e sullo zinco di Masua, come si è spenta per decine di altre miniere, di piombo, zinco, carbone e argento, a Monteponi, Guspini, Montevecchio e nell'intera zona del Sulcis Iglesiente. La gloriosa industria mineraria sarda, che fino alla Seconda Guerra Mondiale forniva il 90% del piombo e 3/4 dello zinco italiano, è entrata ufficialmente in crisi alla fine degli anni 60. Ormai i costi erano diventati troppo alti e nel giro di pochi anni le imprese private di tutta Europa, che da un secolo avevano in concessione le miniere, si sono ritirate. A nulla sono servite le migliaia di miliardi spesi dallo Stato per sostenere l'industria estrattiva. L'ultima miniera ha chiuso nel 98, quando ormai i minatori da oltre 10.000 erano ridotti a poche centinaia. Roberto però non si è dato per vinto. Con altri 4 colleghi dell'Aigea, la società regionale che gestisce le miniere, ha rimesso a posto la galleria di Porto Flavia
che non è una galleria qualsiasi, ma l'unica opera di questo genere al mondo. Un cunicolo di 700 metri progettato nel 1924 con un nastro trasportatore che poteva fuoriuscire dalla roccia per 15 metri e permettere il carico dei bastimenti direttamente in mare. Oggi, in attesa del parco geominerario che dovrebbe recuperare l'intera zona come archeologia industriale, a Porto Flavia i visitatori sono già 20.000 l'anno. E il percorso dal ventre della galleria fino alla finestra di fronte allo scoglio di Pan di Zucchero vale molto di più dei 4 euro del biglietto. Un risultato però la chiusura delle miniere l'ha prodotto, la riscoperta da un punto di vista naturalistico di un territorio che proprio lo sfruttamento minerario ha mantenuto intatto. La Costa Verde, poche decine di chilometri più a nord, è un susseguirsi di scogliere a picco sul mare e di spiagge di sabbia bianca, dove è ancora possibile passeggiare da soli, in silenzio, ascoltando il rumore del mare. I ruderi del villaggio minerario fantasma di Ingurtosu sono la porta d'ingresso per un'altra isola segreta della Sardegna, le dune di Piscinas, il più grande deserto d'Europa a poca distanza dal mare. Sulla via del ritorno, a Siliqua, sopra uno sperone di roccia, si stagliano i ruderi del castello di Acquafredda, edificato nel XIII secolo dal conte Ugolino della Gherardesca. La bocca sollevò dal fiero pasto, quel peccator forbendola a capelli del capo che gli avea di retro guasto. Poi cominciò. Tu vuochi rinovelli, disperato dolor che il cor mi preme. La leggenda vuole che il nobile toscano qui abbia vissuto a lungo, prima di morire prigioniero a Pisa dopo essersi cibato delle carni dei propri figli, come racconta Dante nella Divina Commedia. 3 anni fa alcuni ragazzi del luogo hanno deciso di recuperare i resti della fortezza per farne un percorso naturalistico, un altro modo per combattere la crisi economica e per non emigrare. Alghero è un'altra isola nell'isola, sempre sulla costa occidentale. In Spagna la chiamano ancora El Alguer. Le vie e le piazze hanno nomi in doppia lingua, perché qui non si parla solo il sardo, ma anche il catalano. Questo perché nel 1354 gli aragonesi, dopo aver conquistato la città, ricacciarono tutti i sardi nell'entroterra e le mura, rivolte verso le campagne per difendersi dalle loro incursioni, furono abbattute solo nell'800. Meno artificiale di Portocervo e Portorotondo e assai meno mondana, Alghero è l'altro grande polo turistico della Sardegna. A differenza della Costa Smeralda, attira visitatori tutto l'anno. In estate la popolazione sale da 40.000 a 100.000 abitanti, ma anche d'inverno il piccolo aeroporto di Fertilia lavora con voli a basso costo che arrivano direttamente da Spagna, Inghilterra e Germania.
Spiagge e mare puliti lungo la bella costa, che dalla città si estende fino al promontorio di Capocaccia, scavato dalle grotte di Nettuno, formazioni naturali ricche di stalattiti e proprio a ridosso del mare. Un mare che rifornisce del corallo più pregiato del Mediterraneo le piccole botteghe artigiane di lavorazione e delle altrettanto famose aragoste i ristoranti locali, che qui ovviamente le cucinano alla catalana. Da Alghero verso la Barbagia e il Nuorese, fino a che si avvista una coppia di ciminiere che svettano come i campanili di una cattedrale nel deserto. Gli stabilimenti di quello che era il polo petrolchimico di Ottana, a una ventina di chilometri da Nuoro. In Bader de Ottana han fatto due sturre schivo camme da fumo. Nelle valli di Ottana, dice questa canzone nata in fabbrica, hanno fatto 2 torri che producono molti fumi. Nelle valli di Ottana, la società dei consumi, i sardi farà correre, se le daranno mano. A partire dagli anni 70, Ottana diventa, con Porto Torres e San Roque, uno dei 3 poli fondamentali della petrolchimica nell'isola, un'operazione industriale disegnata a tavolino nel cosiddetto piano della rinascita dell'economia sarda. Qui, per 20 anni, l'ENI ha prodotto il PVC, il polivinilcloruro, una rivoluzionaria materia plastica dai 1000 impieghi. Centinaia di uomini e donne abbandonarono la pastorizia e l'agricoltura per diventare operai. Ma da subito, fin dalla prima crisi petrolifera del 1973, i costi di produzione si rivelarono troppo alti e perciò antieconomici. Era ovviamente fuori da ogni logica trasportare le materie prime nel cuore della Sardegna per poi riportare i prodotti finiti verso il continente. Questo modello di sviluppo, che poi è quello dell'industria petrolchimica, ha strappato le radici di quelle che potevano essere delle forme di sviluppo alternativo. Ad esempio una modernizzazione dell'agricoltura sarda che non c'è stata, e anche lo sviluppo di una piccola e media industria legata anche alle attività turistiche. Oggi questi grandi poli petrolchimici lasciano un grande vuoto che non è stato ancora colmato, per cui il rischio è quello che si vada verso un tipo di monocultura turistica, cioè che l'isola diventi solo l'isola delle vacanze. In realtà sono pochi quelli che si sono riconvertiti al turismo. Gli ex operai per la maggior parte o hanno ripreso l'antica via dell'emigrazione o sono tornati a fare i pastori. Questi sono pastori di Orgosolo. L'anima di questi uomini è rimasta primitiva. Quello che è giusto per la loro legge non lo è per quella del mondo moderno. Per loro contano solo i vincoli della famiglia, della comunità. Tutto il resto è incomprensibile, ostile. Anche lo Stato che è presente con i carabinieri, le carceri. Scelte come quella di Ottana nelle intenzioni dell'epoca dovevano contribuire anche a sradicare la piaga del banditismo. Un problema atavico nel nuorese, figlio della povertà e di una cultura pastorale basata su un rigidissimo codice di comportamento, il cosiddetto codice barbaricino, che impone al vero uomo, il valente, di rispondere a un torto infliggendone uno di uguale misura alla famiglia avversaria, ma mai di denunciare il torto allo Stato, sa giustizia, considerato da tutti il nemico comune. Dato che c'erano le ingiustizie, anche i pastori non erano tutti uguali, vi erano i pastori ricchi e i pastori poveri, per così dire. Si chiedeva perché, per esempio, vi era l'abigeato, il furto dei bestiami, eccetera, o le gli anziani dicevano che era comprensivo, no, di fronte a uno che ne aveva molte pecore, a un altro che ne aveva poche o niente, se questo
per rifarsi o per farsi un po' il gregge anche lui, rubava da quello che ne aveva molto. E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo. È la logica della faida, la cosiddetta disamistade, una logica deviata che dagli anni 70, soprattutto nei paesi a nord del Gennargentu, diede il via anche alla spirale dei sequestri di persona, facendo parlare un illustre sequestrato, Fabrizio De André, addirittura di un hotel Supramonte. Arriva nel pieno di quella stagione, il 18 gennaio 1985, la strage di Osposidda. Questa volta i banditi hanno dovuto soccombere, braccati da polizie e carabinieri, ma anche da un'intera comunità, quella di Oliena. Da questo piccolo centro della Barbagia, poco distante da Nuoro, a centinaia hanno battuto i monti e le campagne, contribuendo in maniera determinante alla liberazione del loro compaesano Tonino Caggiari. Un episodio per molti versi ancora oscuro e in ogni caso difficile da comprendere fuori dell'isola nell'isola, che è la Barbagia profonda, quella cosiddetta di Ollolai. 20 anni dopo, il ricordo della strage divide ancora le coscienze degli abitanti di Oliena e Orgosolo, due paesi vicini, quasi cugini, eppure diversissimi tra loro. Per la prima volta un intero paese, quello di Oliena, si ribella alla logica dell'omertà e partecipa con la polizia alle ricerche del sequestrato. Un compaesano, finito in qualche modo, secondo il tam tam dei pastori del Supramonte, nelle mani di una banda di Orgosolo. Solo gli olianesi, conoscendo il Supramonte come gli orgolesi, avrebbero potuto guidare le forze dell'ordine a stanare i sequestratori. L'epilogo della gigantesca caccia all'uomo è ancora una ferita aperta. La più lunga e cruenta sparatoria della storia dell'anonima sequestri lasciò sul terreno un poliziotto e i 4 sequestratori. E i loro corpi furono caricati sulle automobili e trasportati per le vie di Oliena come si fa dopo la caccia al cinghiale, come un macabro trofeo. Fu uno shock e una svolta, un punto di rottura col passato. A 20 anni di distanza le cose sono molto cambiate, ma la Barbagia del Supramonte rimane ancora la meno accessibile di tutte le isole della Sardegna, per la diffidenza e la difficoltà della gente, aggrappata al dialetto, a parlare di certi argomenti, e perché i traumi, i legami, i ricordi sono ancora troppo freschi e le loro tracce troppo visibili. Siamo stati portati a vedere una grotta in cui sono stati tenuti prigionieri 2 sequestrati. Arrivarci non è stato facile, ma una volta entrati si comprende meglio che cosa significhi rimanere segregati per mesi in quelle condizioni. All'isolamento di questa realtà ha contribuito la carenza di strade, che storicamente è una delle cause del mancato sviluppo della Sardegna. Ma nel Supramonte la viabilità è perfino avara di indicazioni, quasi a voler tenere a distanza i cosiddetti forestieri. Quando poi i cartelli ci sono ridotti così. Ogni anno l'amministrazione provinciale di Nuoro spende 50.000 euro per sostituire i cartelli stradali sforacchiati dai pallettoni dei fucili. Ma da queste parti non ci si scandalizza. Il cartello all'ingresso di Orgosolo è quasi un simbolo della cultura barbaricina, perché qui i ragazzi imparano a maneggiare le armi da adolescenti e i padri sfogano così la loro protesta. Questa contrapposizione passava spesso attraverso dei segnali che volevano davvero renderli proprio visibili. Una modalità era questa, appunto, di dare 2 colpi sul portone del comune. Io e la nostra amministrazione abbiamo fatto proprio la scelta di non cambiarlo quel portone. Sono punti di vista, perché altri la pensavano in maniera completamente diversa, come un brutto segnale. E noi l'abbiamo invece interpretato come un qualcosa. C'erano dei gruppi, delle persone che volevano rendersi visibili in questa maniera, era un modo negativo, ma d'altra parte c'erano e abbiamo anche scelto di dire affrontiamoli, ci siete, ci siamo anche noi, confrontiamoci. Oggi il confronto con le istituzioni comincia a dare i suoi frutti. Di banditi a Orgosolo, come recitava un celebre film degli anni 60, non ce ne sono più.
e l'ultimo sequestro di persona risale a 8 anni fa. Il turismo muove i primi passi e tra mille difficoltà si aprono crepe anche nella tradizionale diffidenza barbaricina. Le fonti di sugo Logone, a Oliena, attirano centinaia di visitatori e molti, soprattutto stranieri, vengono ad ammirare i murales di Orgosolo o il paesaggio lunare omerico del Supramonte, tanto diverso da quello lasciato appena pochi chilometri prima. Una natura aspra e incontaminata, che si apre in scorci di abbagliante bellezza. Per chi immagina una Sardegna arida e assetata, c'è un'altra sorpresa. 100 km più a sud, oltre il massiccio del Gennargentu, il panorama cambia. Questo è il bacino artificiale del lago Flumendosa. Siamo a Nurri, nelle colline del Sarcidano, quasi al centro geografico della Sardegna. Dal centro nautico del lago, con una barca, si può navigare per miglia e sembra di essere in un fiordo norvegese. Nel Sarcidano, a metà degli anni 90, un gruppo di amministratori locali ha deciso di puntare sulla valorizzazione del territorio. Qui la chiave per promuovere un luogo isolato e fuori dagli itinerari consueti è stata la rete internet, e non è un caso che molti dei turisti siano stranieri. Gli 11 comuni e le 13 aziende private che hanno costituito il Consorzio Turistico dei Laghi hanno realizzato alberghi e strutture con i finanziamenti regionali, ma soprattutto hanno messo in rete un'offerta integrata. Il biglietto, ad esempio, è unico per tutte le necropoli nuragiche e il turista che non trova una sistemazione viene automaticamente smistato in un altro albergo del Consorzio. Qui non esisteva niente, si viveva esclusivamente di pastorizia, di agricoltura. Naturalmente anche il nostro intento, noi siamo tutti figli o di allevatori o di agricoltori o perlomeno insomma di persone che hanno vissuto in questo ambiente che è fortemente legato alla pastorizia e all'agricoltura. E il nostro intento principale è quello di coniugare lo sviluppo del territorio naturalmente ai fini turistici, ma non abbandonando quella che è l'idea poi e il nostro essere, perché la storia poi non va abbandonata. Ma la storia non va dimenticata e la storia qui, come in tutta la Sardegna, è una storia essenzialmente di pastori. Appena sono solo, ma forse noi trone ne manco voglilata. E Feremina? Boh, chi solo non baccava. A Nurri c'è la cooperativa di pastori più grande della Sardegna, 1100 soci sparsi in tutto il territorio, 18 milioni di litri di latte di pecora all'anno. Bombas! Paradossalmente qui non si produce il pecorino sardo, ma il pecorino romano, un tipo di formaggio originario del Lazio che oggi viene esportato soprattutto in Nord America, dove le grandi industrie alimentari lo utilizzano nella preparazione di cibi precotti e surgelati. Il latte viene ritirato ogni giorno dai camion frigoriferi, ma i pastori più vicini lo consegnano direttamente. Le facce sono le stesse di sempre, ma tutto è cambiato. Oggi i pastori non vivono più giorno e notte con le pecore e arrivano al caseificio con l'automobile. E tanto bomba! Bombas! 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 La pastorizia è ancora una delle principali attività economiche della Sardegna, ma per sopravvivere deve modernizzarsi. Per questo i figli degli allevatori guardano al futuro. Giuseppe ha studiato veterinaria a Sassari, poi è tornato per guidare l'azienda di famiglia. All'inizio non è stato facile introdurre le novità tecnologiche del XXI secolo nella mentalità arcaica del pastore. Lì mi ricordo quando mio zio gli aveva detto a mio padre: dai, mettiamo la mungitrice meccanica. Assolutamente lui non ne voleva sentire, perché inizialmente forse
E sai, non essendo particolarmente evolute le macchine, avevano creato dei problemi, quindi di natura mastiti, e soprattutto quindi mio padre assolutamente non le voleva neanche sentire. Poi sai, l'aveva messo già qualcuno in paese, ha visto che funzionava e poi anche noi abbiamo optato per questo sistema, altrimenti probabilmente non avremmo più fatto questo lavoro, perché mungere a mano 600-700 pecore non è facile. L'agricoltura biologica è un'altra arma per vincere la sfida del futuro, come dimostra il caseificio Cancedda. La Sardegna è la regione italiana con la più alta percentuale di territorio utilizzabile per la produzione biologica. Così Enzo e i suoi 4 figli hanno optato per questa produzione di nicchia, ma di alta qualità e di grande valore aggiunto. Dal 1992 le 700 pecore di famiglia vengono fatte pascolare solo su terreni non trattati con pesticidi e il loro latte è certificato. L'azienda produce 200 quintali all'anno di pecorino biologico, venduto anche ai ristoranti del Consorzio Turistico dei Laghi. Il viaggio all'interno dell'isola sconosciuta finisce come era cominciato, nel ricordo del primo esploratore che si avventurò nell'interno. David Herbert Lawrence, che sarebbe diventato famoso per l'amante di Lady Chatterley, partì alla scoperta della Sardegna più intima proprio su questo treno. Lo abbiamo preso anche noi, salendo sul convoglio a Nurri. Oggi si chiama Trenino Verde, è a scartamento ridotto e attraversa da Mandas ad Arbatax il cuore della Sardegna. Il presidente di WWF Italia, Fulco Pratesi, ha definito questa ferrovia la linea più bella del mondo e lo documenta anche, dice: io ho viaggiato per tante ferrovie in tutto il mondo e ho trovato in questa, nella linea Cagliari-Mandas-Arbatax, tutte le bellezze che ha trovato nelle altre ferrovie, tutte quante insieme. Il turismo ha permesso di recuperare questa, come altre vecchie linee ferroviarie sarde della fine dell'Ottocento. Sarebbero state smantellate perché troppo lente e non più competitive, e invece proprio il fatto di essere fuori dal tempo convulso dell'oggi, proprio per la loro graduale scoperta di paesaggi indimenticabili, sono diventate elemento fondamentale di un nuovo turismo. E così ora, ogni anno, sono più di 80.000 i viaggiatori che con il trenino si arrampicano sulle montagne del Gennargentu. Sono studenti delle scuole, ma anche tanti turisti e tanti stranieri. Tutti ripercorrono inconsapevolmente il viaggio di uno scrittore inglese e tutti riscoprono come lui la sorpresa, la meraviglia, l'incanto delle 100 isole nascoste nella grande isola chiamata Sardegna.